Alla festa per i 205 anni dell'Arma a Palazzo Zuccaredda la loro presenza non è passata inosservata. Loro sono due studenti di una scuola media di un quartiere periferico di Treviso e hanno trascorso l'intera giornata con il sindaco Mario Conte. Una lezione di educazione civica sul campo, fatta di appuntamenti istituzionali, come quello in via Cornarotta, ma anche di chiacchiere franche con Conte nei panni del fratello maggiore. Come vi è sembrata la prima volta che entrate qua? Non dovete entrare. Perché? Sì. Dovete entrare solo per far festa. Passando questa giornata insieme a me si renderanno conto di quali sono le attività che svolge un amministratore, quali sono le conseguenze di un certo tipo di azioni, e quindi sono sicuro che da domani saranno più responsabili e avranno più a cuore il bene di tutti, la loro scuola, i parchi dove vanno a giocare, i campi da gioco e le piazze. Il sindaco non nasconde di aver scelto due allievi di una classe piuttosto turbolenta. Mi piacciono i ragazzi vivaci perché sono vivi e hanno anche tante idee. A volte basta solo incanalare la loro energia in binari positivi. Qualche volta scivolano su qualche binario negativo, ma magari è successo a tutti noi, quindi non voglio fare nessun processo, non voglio colpevolizzarli, voglio soltanto responsabilizzarli, fargli capire che ogni azione prevede delle conseguenze e anche dei costi per la comunità. L'esperimento continuerà anche nei prossimi giorni. Domani ce ne saranno altri due, farò una classe intera e poi tutti coloro che vorranno passare una giornata con il sindaco basta che chiamino qui in municipio.